Nella mia scuola in 35 azionisti che ballano nei teatri più importanti del mondo. E da Canicattì le ultime leve li conoscete tutti, sono una al Teatro Massimo di Palermo e l'altro invece a San Pietroburgo come primo ballerino. Enza Clementi, questo saggio di danza artistica oggi con la grande Valeria Marini. Grazie, è un saggio meraviglioso, aspettiamo la diva, sarà speriamo un successone di sicuro, ma comunque siamo tutti qui con il cuore che ci batte per questa diva. Un programma ricchissimo da quello che ho visto. Sì, molto ricco, molto bello, tutti ginnasti, ballerini e atleti. Maria Grazia è impegnata in questo saggio di danza, lei sarà la voce narrante insieme a Mariella Lobello con la grande Valeria Marini qui a Canicattì. Diciamo che Enza ci ha voluto rendere partecipi con un ruolo molto attivo, perché una nuova Corà è senz'altro accanto a queste belle iniziative, perché quanto il bello esplode noi ci siamo sempre e quindi siamo qui, faremo la nostra parte. Certo, ci improvviseremo anche quasi presentatori, però io curerò la voce dell'anima e questo credo che sia un ruolo che mi si addice. Mariella, anche tu farai l'accompagnatrice come Maria Grazia? Beh, presenterò i vari numeri, anche questo, così come diceva Maria Grazia, ma anche come diceva Enza, insomma, è un ruolo forse anomalo, insomma, per anche la storia di ognuno di noi, ma devo dire che è bello avere a che fare con i bambini, è straordinario e credo che sarà una bellissima giornata. Rincontrare Valeria, che avevamo già incontrato a Roma, sarà un bel momento, condividere con tutti i bambini che la stanno aspettando questo momento di gioia e mostrare a loro come tanti mesi di lavoro alla fine produrranno uno spettacolo che sarà certamente all'altezza, alla loro altezza, all'altezza dei bambini. Giancarlo La Greca ci riserverà una sorpresa questa sera qui al saggio di danza, quale? No, più che sorpresa è una cosa già consolidata per la serata, che Valeria Marini ha il piacere di dare un premio ai ragazzi paralimpici che hanno vinto la Coppa Italia di calcio balilla paralimpico, appunto. È una cosa bellissima, ma soprattutto l'evento così sta diventando molto inclusivo, come dovrebbero essere tutti gli eventi.